La ZTL si avvicina e il dibattito si scalda nello studio di TV12. Criticità che emergono non solo dall'opposizione ma anche dai commercianti e dai consumatori che di base non sono contrari alla città senza macchine ma che avrebbero voluto essere coinvolti nelle decisioni. Avrei preferito in realtà che ci vedessimo nell'ambito di un altro luogo, che sarebbe invece stato quello del tavolo della mobilità urbana. Dopo l'avvio della ZTL e di questa nuova area pedonale, in esito anche ai primi mesi di utilizzo di questa nuova regolamentazione, prima di introdurre nuovamente le telecamere, certamente ci sarà un confronto ampio con tutti i soggetti. Bisogna imparare ancora qualcosa, credo, dal punto di vista delle relazioni e del fatto del coinvolgimento, perché dopo si può sempre fare tutto, ma mi pare come l'avvio del porta a porta, anzi casa per casa, dove era stato detto intanto lo mettiamo a terra e poi ne parleremo, stiamo ancora a parlarne. Il tema del mercato di Piazza 20 Settembre è un altro motivo di preoccupazione, come ci ha raccontato in diretta un ambulante. Questa situazione porterà sicuramente qualche cliente a rinunciare a venire al mercato per il fatto di non poter accedere con la macchina, quindi caricarsi le borse della spesa sulla macchina. Paradossalmente in Piazza Duomo, se questo è il problema dovrebbe essere inferiore, perché in Piazza Duomo, ai bordi di Piazza Duomo, c'è un'area di parcheggio. E infine il tema parcheggi, particolarmente sentito dai commercianti. A ogni tavolo di confronto, questo l'assessore magari lo confermerà, perché a ogni fine seduta la domanda che è stata fatta è sempre stata: ma i parcheggi però dopo dobbiamo vedere, cioè no dopo, prima, non dopo, perché ovviamente dal giorno in cui parte la ZTL la gente continuerà ad arrivare a Udine, continuerà ad andare a lavorare. L'intenzione di aumentare la capacità di parcheggio in parcheggi in struttura nell'ordine delle centinaia come posti auto esiste, ci stiamo assolutamente lavorando. Non l'abbiamo visto, quindi se c'è lo sanno loro, sarebbe bello che lo condividessero, così anche noi potremo magari valutare e magari agitarci di meno, perché no?